Speravamo che fosse andata diversamente, ma purtroppo il calcio è questo, sapevamo di affrontare una squadra che non muore mai, anche nello spareggio precedente non hanno mai mollato, sono riusciti a riagguantare il risultato e portarla ai supplementari. Noi sapevamo che purtroppo abbiamo un organico corto. Nel secondo tempo ho messo in campo giocatori che avevano 2 o 3 allenamenti tutta la stagione probabilmente, perché ho avuto fuori tutta la batteria degli attaccanti, praticamente 5 su 5 mi mancavano e questo ci ha penalizzato tanto. Siamo stati bravi nella prima parte della gara, potevamo chiuderla anche sul 3-0 che forse avrebbe un po' chiuso i conti. Il secondo tempo abbiamo avuto quei 5 minuti di blackout che ci hanno tagliato le gambe. Sicuramente loro avevano molte più possibilità, molti più cambi per poter determinare la partita, per dare un cambio anche tattico alla gara. Noi questo purtroppo non ce l'avevamo e quindi abbiamo fatto le necessità virtù. L'episodio poi cambiano le partite, come penso avete visto tutti sul secondo gol, credo che ci sia stato un errore madornale da parte dell'arbitro. Non mi voglio attaccare a questo, però naturalmente sarebbe potuto cambiare tutto. Comunque pazienza, devo fare i complimenti solamente alla mia squadra, al gruppo che veramente è stato sul pezzo fino alla fine, hanno lavorato benissimo, credo che anche loro come l'Accademia meritavano di arrivare in finale, giustamente ce ne arriva una sola e adesso dobbiamo, oltre che fare i complimenti, gli faccio un grosso in bocca al lupo, sperando che una trapanese quantomeno raggiunga l'obiettivo del salto di categoria. Abbiamo cominciato la partita alla grande, il primo tempo 2-0, niente da dire, poi purtroppo il secondo tempo non so cosa è successo, siamo andati in campo più molli, forse già pensando di vincere e questo ha causato una brutta sconfitta che però io devo solamente ringraziare i miei compagni, la società, che siamo stati sempre in pochi negli ultimi mesi e abbiamo fatto il possibile per arrivare fino in fondo. Sarebbe stato qualcosa di fantastico, però penso che poi nella vita tutto torna e prima o poi questa società, forse insieme a tutti noi, ci riusciremo.